seguito al referendum sulle fusioni comunali, 2 delle 4 proposte sono state approvate. Nascono ufficialmente 2 nuovi comuni. Setteville, con 5.793 abitanti, dalla fusione di Quero Bassi e Alano di Piave, e Santa Caterina d'Este, con 2.350 abitanti, dalla fusione di Carceri e Vighizzolo d'Este. L'abbassamento del quorum di partecipazione ha incrementato la partecipazione dei cittadini, dimostrando il loro interesse e sostegno a questo importante strumento di democrazia diretta. Secondo l'assessore regionale al bilancio e agli enti locali, Francesco Calzavara. Il referendum ha coinvolto circa 20.000 elettori e 8 amministrazioni locali. Il comune di Asolo ha finalmente il suo PAT, piano di assetto del territorio. Il fondamentale strumento di pianificazione urbanistica è stato approvato lunedì 30 ottobre dalla Conferenza dei Servizi riunitasi presso la sede della provincia di Treviso. Si tratta del nuovo strumento urbanistico previsto dalla legge regionale N. 11 del 23 aprile 2004, che va a sostituire i precedenti piani regolatori generali. A causa delle forti piogge, nella notte si è verificato un cedimento nel muro di sostegno sopra via Panoramica, vicino al punto in cui era avvenuto un distacco 10 giorni fa. La strada è stata chiusa tra via Trevigiana e via Cavour per motivi di sicurezza. Gli uffici comunali hanno avviato una procedura di urgenza per la riparazione del muro, che avverrà in via temporanea date le condizioni meteorologiche. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Tarzo. La provincia di Treviso ha reagito prontamente al nubifragio di ieri, coordinando le squadre di protezione civile provinciali e gli esperti del settore viabilità. Ora sono in corso interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade provinciali colpite. SP 152 Arfanta a Tarzo, SP 159 a Revine Lago e SP 36. Piogge e caduta di massi hanno creato problemi, ma gli sforzi per risolverli sono in corso.